Siglato un accordo di collaborazione tra Comune di Cortina d'Ampezzo e IUAV per sviluppare ricerca, tutela, conservazione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio. Abbiamo un percorso importante da affrontare per Cortina, per il Veneto, ma direi per il Paese intero, che sono l'obiettivo Milano-Cortina 2026. E chi meglio dell'Università di Venezia, lo IUAV al nostro fianco, per mettere al centro il nostro territorio, anche ovviamente il costruito, per renderlo ovviamente sicuramente più funzionale, più moderno, con una tutela particolare per il paesaggio, perché questo è il principio che ci guida. L'Ateneo veneziano metterà a disposizione del territorio ampezzano la propria esperienza in questo ambito, anche nella prospettiva delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il cui principio innovativo è la previsione di costruire da zero solo l'8% delle strutture, in favore di una riqualificazione intensiva di quelle già esistenti. Gli studi e le ricerche riescono a diventare poi utili e sostanziali se si raffrontano con le questioni reali, con i luoghi reali. Quindi è molto importante per noi che abbiamo maturato delle competenze specifiche in molti dei settori di cui questa convenzione, questo accordo si occupa, ma che sempre siamo contenti quando si tratta appunto sul terreno di mettere a frutto le nostre competenze specifiche. Saranno quindi avviati progetti di ricerca per il restauro e il riuso di edifici e beni artistici mobili e immobili, patrimonio di un territorio di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, mentre ulteriori attività di ricerca saranno dedicate all'efficientamento energetico di edifici già tutelati.